Primo nido di tartaruga marina mai trovato nella storia di Ribera. A comunicarlo il presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta, originario di Ribera. Lo aveva intuito e ci aveva creduto. Negli anni scorsi aveva anche provveduto a far compilare al comune di Ribera una scheda di adesione al progetto di ricerca sulle tartarughe marine che il WWF stava portando avanti e che fu poi approvato con la sigla Life Euro Turtles. Ebbene, ieri si è trovata la conferma. Leonardo Palmeri, un bagnante di Ribera che si trovava con la famiglia a fare il bagno vicino a Pietre Cadute, località nei pressi di Borgo Bonsignore, frazione di Ribera, ne riconosceva le tracce della tartaruga marina, di cui in vari modi i volontari del WWF hanno cercato nel tempo di diffondere le immagini perciò che diventasse cultura comune. Leonardo ha telefonato subito ai numeri giusti ed è così che Ribera può fregiarsi del primo nido di tartaruga marina della specie Caretta caretta, sinora noto nella storia. Chissà quante altre mamme tartarughe nel tempo avranno depositato sugli arenili di Ribera le proprie uova, ma non essendo stati segnalati, forse sono andate perduti. Come anche questo appena nido, appena trovato, avrebbe fatto una brutta fine, perché troppo vicino al bagnasciugo e pronto a essere perforato da qualche ombrellone inconsapevolmente. Gli operatori del progetto Tartaruga del WWF, autorizzati dal Ministero dell'Ambiente di concerto con la ripartizione faunistico e la Guardia Costiera, hanno messo in sicurezza così il nido, con la traslocazione delle uova in un posto sicuro, per cui d'ora in poi sarà a cura della comunità riberese e soprattutto di quella di Borgo Bonsignore di far sì che il nido venga custodito senza intoppi fino alla schiusa che potrebbe avvenire da Ferragosto in poi. Mamma Tartaruga ha affidato a questa comunità i suoi piccini, comunità che avrà modo di confermare maturità e amore per la natura.